Ciao a tutti, oggi vi propongo due escursioni al Parco Isola dei Morti e all'Oasi Fontane Bianche, situate sulla sinistra Piave all'altezza di Fontigo, in provincia di Treviso. L'escursione al Parco Isola dei Morti è lunga poco meno di 2 km e comprende un passaggio sulla sponda sinistra del Piave. Si parte dal piccolo parcheggio situato in via Isola dei Morti. E si procede lungo lo splendido viale alberato. Oggi siamo a piedi, come potete vedere. La registrazione video, oltre che essere eseguita in tempo normale, anziché in tempo veloce 10x come al solito, è anche un po' traballante. Qui siamo in piazza Ragazzi del 99. Sulla destra la piccola chiesetta di Santa Maria del Piave. Diamo un'occhiata dall'alto col drone. Verso sud si intravedono il fiume Piave e il Montello. Ma perché questo luogo si chiama proprio Isola dei Morti? Qui, negli ultimi giorni di ottobre del 1918, si sviluppò l'offensiva della Battaglia della Vittoria, guidata dagli Arditi. Sacrificarono la vita migliaia di giovanissimi soldati, i 19enni ragazzi del 99. Il nome di questo luogo, precedentemente noto come Isola Verde, è dovuto al fatto che tutto il terreno era ricoperto di soldati caduti in battaglia e i commilitoni, avanzando, dovettero farsi largo tra i loro corpi. Davanti a noi il Montello, da cui partirono i soldati per la controffensiva. A ovest il massiccio del Grappa, a nord il Monte Cézanne, a nord-est, in lontananza, possiamo vedere il Col Visentin e il Cansiglio con in mezzo il Monte Teverone. Continuiamo il giro dirigendoci verso la riva del Piave. Non c'è molta acqua oggi, a differenza di quella lontana notte tra il 26 e il 27 ottobre del 1918, quando gli arditi dell'esercito italiano, sotto la pioggia e il pesante fuoco dei cannoni austro-ungarici, riuscirono ad attraversare il fiume in piena a bordo di barconi e raggiunsero la sponda sinistra di sorpresa, costruendo un ponte all'altezza della Fontana del Buoro. Osservando queste rive e pensando alle migliaia di soldati uccisi, mi torna in mente la poesia Soldati di Ungaretti. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ma ora abbandoniamo la tristezza e continuiamo il nostro giro, tornando sul sentiero. È inverno e arbusti ed alberi sono rinsecchiti, ma hanno sempre il loro fascino. Qui la natura ha ancora modo di essere se stessa.
Ci siamo quasi, ed eccoci alla piazza Generale Vaccari. Il nostro giro è quasi concluso, è ora di tornare al parcheggio. Siamo quasi all'auto. Ora ci trasferiamo all'oasi Fontane Bianche, distante pochi chilometri. Come vediamo, anche il giro alle Fontane Bianche è di circa 2 chilometri. Si parte dal parcheggio e si incontrano subito alcuni ponticelli. L'oasi naturalistica delle Fontane Bianche, il cui nome deriva dalla limpidezza delle sue acque, è un'area golenale a ridosso del fiume Piave, dove le acque di falda della piana del quartiere del Piave sgorgano da risorgive per tutto l'anno. L'area risulta abitata fin dall'antichità, con una serie ininterrotta di insediamenti risalenti al Neolitico, attivi per tutta l'età del bronzo fino all'inizio dell'età del ferro. Da un punto di vista botanico, tra le specie più interessanti vi sono le orchidacee, il giglio rosso e la polmonaria della Vallarsa. Le alberature con maggior sviluppo sono invece pioppi e ontani. Nel sottobosco sono presenti specie che offrono bacche e frutti per gli animali selvatici come sambuco, nocciolo e tante altre. La presenza di acque abbondanti e nascoste alla vista favorisce la riproduzione della fauna ittica, che da adulta poi si sposterà nel fiume principale. Credo che questo gruppo di pesci si stia godendo il calore dell'area soleggiata. Come si può vedere, il sentiero è ben tenuto. I cartelli indicatori e informativi sono parecchi. Sono presenti anche piccoli e medi mammiferi e vari tipi di pipistrello, oltre al capriolo, alla lepre, la volpe, la donnola, la faina e l'ormai onnipresente cinghiale. L'oasi ospita anche numerose specie di rettili e anfibi. Ora passiamo da El Vascon per dirigerci verso lo stagno delle libellule. Eccoci arrivati allo stagno dove troviamo un capanno per l'osservazione degli uccelli. La vegetazione e il fitto sottobosco offrono riparo a numerose specie, sia migratori che stanziali.
Vi rimando alla pagina di Legambiente riportata nella descrizione per saperne un po' di più. Il nostro giro è ormai concluso, ma rimane ancora una chicca, un piccolo ma intrigante labirinto. Ok, vi svelo il percorso dall'alto, ma non lo dite in giro. Diamo un'ultima occhiata dall'alto. Purtroppo qui non ci si può alzare a più di 25 metri. Ma va bene così, è bello lo stesso. Bene, la nostra uscita è finita, spero che vi sia piaciuta. Alla prossima!